corpo, controllo io non ne ho. Amare è dolce sentire la forza che tu mi dai. Cari amici del territorio, ben ritrovati, buonasera a tutti. Questa sera siamo a Solighetto, comune di Pieve di Soligo, e siamo alla festa di Sant'Andrea Immacolata. Con noi il presidente dell'associazione Amici di Solighetto, Cristian Gai. Ben ritrovato Cristian, un piacere trovarti e grazie dell'invito. Raccontaci un attimino come si svolge questa festa. Allora, intanto bentornato Luigi, e un saluto a tutti quelli che ti seguono nei tuoi canali di questo meraviglioso evento del territorio. E niente, siamo qui come ogni anno a portare avanti questa manifestazione che per noi è molto importante. Ci riteniamo poi custodi della tradizione noi volontari, perché con questi eventi cerchiamo di valorizzare e portare avanti le tradizioni del passato, e questo secondo me è fondamentale nella vita di tutti i giorni. Capiamo chi eravamo e chi vogliamo essere. Dobbiamo ringraziare certamente tutti i volontari che ci danno una mano, dalle cuoche in cucina alle persone che si alternano alle griglie, a tutti i giovani che abbiamo di ogni età, dai bambini più piccoli fino agli adolescenti che ci danno una mano a portare il cibo in tavola, e anche a chi sta fuori nella Caneva, che è la nostra cantina, e coloro che si alternano comunque in tutte queste giornate per dare sempre un servizio a tutte le persone che ancora ci hanno scelto quest'anno. Quali sono i piatti tipici, a parte che questa sera è una serata particolare di pesce, però quali sono i piatti tipici? Allora, come premettevi tu, la serata di pesce perché a Sant'Andrea, che è il patrono e quello che ispira insieme all'Immacolata la nostra sagra, proponiamo un menù di pesce, menù delicato, un menù con i bigoli in salsa, col baccalà in umido con polenta e con i calamari fritti. Per il resto tutti i giorni abbiamo tutti i menù della tradizione, perché abbiamo dal musette alle erbe cotte, ai fagioli, la trippa, i gnocchi con ragù, i gnocchi al pomodoro e tutto quello che può essere la grigliata mista, per non parlare del formaggio cotto, insomma un'infinità di cose per cercare di portare avanti anche le tradizioni culinarie. Naturalmente questo weekend ormai è terminato, però ai telespettatori puoi dare appuntamento all'ultimo weekend, certo, quello del 6 diamo l'appuntamento al prossimo weekend, la prossima settimana, dove avremo la paella, dove avremo la bistecca di tomahawk il sabato sera, e la conclusione la domenica con il nostro spiedo nobile, e domenica sera 8 ci sarà anche alla grande lo spettacolo della malintesa. Cristian, intanto noi ti ringraziamo e poi adesso andiamo a fare un giro per le cucine. Certamente, anche lì sarai il benvenuto. Vi aspettiamo il prossimo anno, sempre qui nella nostra Solighetto, e con i nostri piatti della tradizione e tutti i volontari che sono pronti ad accogliervi.